Ma? Contemporaneamente sentivo usare delle cespuglio e poi saltatore un ginocchio e una tusa meschio. Oh signor! La tusa la si fregava al braccio. A te c'è una copia in Campurello, Miro, piuttosto che Pulini. Sì, vabbè, lo capivo, ma a te pare che lì è il posto andare in Campurello. E te pare il posto andare a caccia? Ma guarda, venga tu scusa. A caccia e senza licenza. Guarda, tanto al tempo. Vabbè, va avanti. Murale, allora, questo io cominciava a usare assassino, delinquente. Oh, invece la tusa, alla sera fare un masfris. Ma te mi pare mica normale. Ma te sei che ti pigliere tanto a sala, sta Aspetta un momento. Murale che si svitava a usare. E anche la tusa, anche lei la svitava a usare. E mi dicevi calma, poi la ci ha pensato il telefonino. Adesso chiamo la polizia, assassino, delinquente. E mi no, aspetta, insomma, Murale, allora... E allora, ho già pensato alla doppietta, pam, e io fa fuori a te che Signor, ma cosa te fare? Le mica possibile, ma mira, queste parole che ti ha ammazzato persone. E in certi momenti si ragiona noi. Mamma mia, l'ha ammazzato persone. No, aspetta un momento. Perché? Che ne amo? Insomma, sì, aspetta, adesso che dice, Murale, ormai la frettata, era fatta. E allora ho ciappato una pala tutta vicina che era lì già da una pianta, e ho cominciato a scavare la busa per metterli di filo. Ma com'è? Ma invece di andare a costituirsi in un cara disgrazia o l'infermità mentale, se sei bisogna scavare la busa? È la prima idea che mi è venuta. Oh, ma anche occultamento di cadaveri! Ma pensi che quante ciappe te sbattendere e tra via la ciappa? Sta a saperno, Murale, assumere a scavare. Se minga capita lì davanti un finanziere. Proprio un finanziere. Mi guarda senza domandare niente. Assassino! Delinquente! Lasci giù la pala e mette le mani in alto. E vedi? E Io l'assaggio la pala come voleva lui. Però che non l'assaggio giù sul collo. Spara! E te passa! Anche finanziere! Dopo. Perché questi era ferito gravemente, ma soltanto ferito. E allora, secondo te, mi dovevi lasciare in vita testimone oculare, complice omicidio, occultamento di cadavere e tentato omicidio. No, vero? No, bravo. E allora ho messo giù la pala, ho già pensato alle pietre. Pam! Bravo, ma un pam solo, dritto al cuore. Prego, minga rimorso, tanto le non servo del capitale. Una bella giornata tranquilla, E l'hai finita in sci? Quasi. Ma mi pareva che ne avò. Mica per cattiveria. No, te fa niente per cattiveria. È tutta una roba che si spiega. Bravo compagno, ti sì che te ne capisci. Sì, va avanti. Beh, dopo che ho finito il finanziere, ho messo giù la duppiè, però prima l'ho ricaricata perché se sa mai. Se sa mai. Ho già pensato la pala e sono andato avanti a finire scavare la busa. Ormai mi sono preso i nipoti. Murale, finito di scavare, ho cominciato a mettere in la tusa. E son lus. Deve essere che bella coppia che faceva. Una gran bella coppia di cadaveri. Proprio, bravo, una gran bella coppia di cadaveri. Da sapere certi particolari macabri. Mi sa poi l'ultimo, ho già passato sia le ascelle il cadavere del finanziere e se vedrei a filare il veste la busa. One. Se minga ferma di un pullman dei giapponesi in visita alla Vassia de Ciarava. Un pullman? I giapponesi, la sta 53-54, due conchiusi da nostri amici che risorse la scena del cadavere del finanziere. Che sconfiugi? Ma cosa dici? Proprio. E ti si te fa? E ti sei ma di fare? Fammi niente! Io mi sono proprio fa niente perché
dovrete che... La verità che o ti scurte tu il pescato o mi fa una strage di giapponese. Se io ne pensavo la maniera più sicura per scappare per il mica obbligato a fare un altro testimone. Faccia papà. Per scappare lì che faccia. Che carattere, perché proprio fa stremere. Allora, a scrivere questo pescazzi o no? Ma sì, l'era contro il copiegà perché era già il tavolo. Che cazzo.